Va in partenza la prova di maggior dotazione del pomeriggio, la prova per i puledri. Da 2.500 a 11.000 euro vinti in carriera, corsa apertissima, l'1 Chelsea dei Greppi, Antonio Greppi, 2 Corsaro Nero Font, Antonino Pecoraro, 3 Cristallo Arc, Andrea Farolfi, 4 Conan OP Lorenzo Baldi, 5 Cosimo I Cla, Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata, 6 Cometa Petral, Giampaolo Minucci, in seconda fila 7 Cluny Grad, Roberto Vecchione, 8 California Grim, Michele Castiglia. Si parte con i primi 3 a lottare. Sbaglia Cristallo Arc, allora Chelsea dei Greppi Numero al 3, comando nei Cristallo confronti di Arc, Corsaro Nero Font. squalificato. Conan P che ha lo scarrierante Cristallo Arc un po' tra i piedi, cerca di andare a trovare posizione lungo la corda. Ora Lorenzo Baldi ci riesce avanti a Cosimo I Cla. Insiste Corsaro Nero Font nei confronti di Chelsea dei Greppi e passa dopo 200 metri in 15,3. Corsaro Nero Font, leader, mentre hanno sbagliato nel Numero retrovia sia 7, Cluny Grad Cluny che Grad, California Grim. squalificato. I primi 400 metri di corsa che si stanno per andare a completare, mentre sbaglia anche Cometa Petral, i 400 in 31,3. Corsaro Nero Font leader nei confronti di Chelsea dei Greppi, poi Conan OP e Cosimo I Cla. Si rimette al volo Cometa Petral, che però è rimasta ultima e staccata. Sposta dalla corda ora Conan OP perché sta andando davvero pianissimo all'avanguardia. Corsaro Nero Font 48,8 con un paletto in 17,5 per la curva di sinistra. Corsaro Nero in vantaggio nei confronti di Chelsea dei Greppi, all'esterno Conan OP, poi Cosimo I Cla, ancora Cometa Petral, California Grim. Primi 800 in 1,5 addirittura, si viaggia sul piede dell'1,21 in vantaggio Corsaro Nero Font, Conan OP all'esterno, poi Chelsea dei Greppi, ancora Cosimo I Cla a precedere Cometa Petral. Il chilometro passato in 1,21 con un paletto in 15,1, insiste Conan OP all'attacco di Corsaro Nero Font, tende a mettere qualcosa avanti all'avversario, sbaglia anche Corsaro Nero Font, corsa falcidiata dagli errori. Conan OP che si ritrova allora in netto vantaggio nei confronti di Chelsea dei Greppi, poi Cosimo I Cla, la dritta di là passata in 14,2, in vantaggio Conan OP seguito da Chelsea dei Greppi, ancora Cosimo I Cla che prova a affacciarsi all'esterno, l'ultima curva con Conan OP che si piega un pochettino, prova a spostare allora Chelsea dei Greppi, 15,1 l'ultimo paletto, in vantaggio Conan OP che prova a distendersi sulla dritta, Chelsea dei Greppi che sposta anche Cosimo I in mezzo alla pista, Conan OP che guadagna terreno, prova ad arrivare Cosimo I che sbaglia perché si aggancia con Chelsea dei Greppi, allora Conan OP che vince nei confronti di Chelsea dei Greppi e poi Cometa Petral. 1,17,6 il ragguaglio cronometrico, 34 la chiusa, il successo per Conan OP e Lorenzo Baldi che raddoppia da allenatore e guidatore, i colori della signora Esperanza Olga Torres, il successo per il figlio di Mago d'Amore e Catch the Wind che porta a casa il successo nei confronti di Chelsea dei Greppi e Cometa Petral. 4-1-6 l'ordine d'arrivo molto probabile del centrale, dall'Arcoveggio di Bologna la quinta corsa, il premio Furia. Ovviamente aspettate il verdetto della giuria perché in retta d'arrivo c'è assolutamente qualcosa da rivedere.